Ciao, sono Fabio, ho 34 anni e sono un impiegato amministrativo presso un'associazione che si occupa di gestire i migranti. Io sono un giurista specializzato in diritto minorile che nell'ultimo anno si è appassionato alle tematiche anche dell'immigrazione. Sono stato contattato da appunto questa associazione che stava ricercando un tirocinante per le attività di tipo amministrative e il mio profilo è risultato idoneo per la figura appunto ricercata. Era un'opportunità per unire sia quelle che sono i miei interessi ma anche quelle che sono appunto le esigenze, in questo caso dell'associazione. Mi sono recato all'ufficio del lavoro dove appunto ho presentato la mia domanda e dato la mia disponibilità per svolgere un tirocinio regionale e appunto poi sono stato ricontattato dall'associazione dopo qualche settimana per avviare le pratiche di inizio tirocinio. Diciamo che è capitato questa opportunità. Prima ho lavorato in studi legali, in centri di mediazione, c'è stato un periodo in cui ho lavorato all'Unicef Italia a Roma, il filo rosso che ha sempre un po' unito quelle che sono state le mie esperienze lavorative e personali sono sempre state quelle della promozione, della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Quest'anno nello specifico poi mi sono occupato di minori stranieri non accompagnati e quindi in questo modo l'attività e tutto il bagaglio di esperienze e competenze sono confluite verso la possibilità di dare una mano concreta verso questa associazione che appunto si occupa di promuovere l'accoglienza e gestire tutte quelle che sono gli aspetti logistici e burocratici per appunto i richiedenti asilo e i rifugiati. Il mio tirocinio è un tirocinio un po' particolare, in quanto prevede la possibilità per le persone che hanno compiuto più di 29 anni di accedere anche loro ai tirocini, cosa che spesso è un'opportunità che viene preclusa. Il percorso in questo caso funziona come una sorta di vetrina, quindi c'è una richiesta da parte dell'associazione alla ricerca di un tirocinante e i tirocinanti presentano la loro disponibilità attraverso la compilazione di un modulo. Se c'è un incontro tra domanda e offerta, c'è poi un progettista che prevede a mettere insieme le due cose e successivamente le parti redigono una sorta di contratto in cui appunto si decidono quelli che sono gli obiettivi che durante il tirocinio dovranno essere raggiunti, le ore di lavoro e le modalità. Questo è appunto il percorso che io ho seguito ad agosto e che terminerà a gennaio. L'associazione si chiama Amal, che appunto in arabo significa speranza, ed è nata nel 2007. Nasce da un intento di donne sarde e marocchine che decisero di mettersi insieme per promuovere l'accoglienza e l'integrazione appunto delle diverse culture. Amal prima è nata in questo senso, ma poi negli anni si è arricchita soprattutto sia di competenze, di professionalità e soprattutto è virata verso appunto quello che è il termine specifico che è appunto dell'integrazione e dell'accoglienza. Ci possono essere migranti economici, ma migranti anche che scappano da guerre o situazioni di pericolo legate alla loro incolumità. Spesso e volentieri si tende invece a unire in un unico calderone quelle che sono tutte queste figure, senza considerare che nella maggior parte dei casi si tratta di persone che appunto stanno scappando per cercare una vita migliore. Mi piace il tirocinio che sto facendo perché mi dà la possibilità di mettere un po' sul campo anche quelle che sono le conoscenze acquisite negli anni, la possibilità di gestire o comunque di dare una mano anche concretamente a queste persone rende quello che poi è un lavoro amministrativo anche qualcosa di un po' più pratico a livello personale, nel senso che nel momento in cui ci sono questi fogli che vanno e vengono, queste mail che sono mandate non sono finalizzate soltanto a quello che è appunto il lavoro, ma in teoria è appunto un qualcosa che tu pensi che stai facendo qualcosa di utile per qualcuno, quindi vedere quando appunto un permesso di soggiorno arriva alla fase finale o comunque vedere le persone che ci ringraziano per quello che stiamo facendo è comunque sicuramente qualcosa di molto arricchente anche a livello umano. Cerchiamo di valutare quelli che sono i nostri valori, i nostri aspetti positivi e cerchiamo di darci tutti una mano proprio per costruire qualcosa di meglio. In un mondo che alza muri, noi vi chiediamo di aprire le porte di casa vostra. Ciao e buon lavoro!